Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa, premio Oca. Confronto per 5-6 anni, non vincitori di 12.000 euro in carriera. In salchi gli allievi guidatori. Macchina che inizia a muoversi, si va in partenza. All'1 Electric DL Marzio Rosati, 2 Emma Spritz, Francesco Pio Pastore, 3 Esmeralda Bru, Flavio Luongo, 4 Ettore, Denise Trinca, 5 Emotion DSE Salvatore Piscuoglio, 6 Ercole Chi Alessandro Ueslati, 7 Estasi Jet Massimiliano Romano, 8 Elenoir Treb Sara Mangoni. Macchina inizia a prendere velocità, si prepara al lancio, entra in addirittura con cautela il 6 di Ercole Chi. Partiti con la velocità da parte di Esmeralda Bru, mentre galoppa Ettore. Al largo anche Emotion DSE veloce, ma lungo la corda Electric Numero DL 4, si ingamba Ettore, e rientra. squalificato. E così all'imbocco della prima piegata Electric DL in vantaggio su Emotion DSE che prova ad attaccarla. Il favorito al comando insiste Numero al largo 2, Emotion Emma DSE che Spritz, vorrebbe farsi posto in squalificato. corda, posto che non c'è per l'inserimento dalla seconda fila di Estasi Jet. Dopo 300 metri di corsa il leader può comandare ora liberamente mentre galoppa Emotion DSE. Numero Secondo 5, in corda Emotion Estasi Jet, DSE, avanti squalificato. ad Ercole Chi. Quindi Elenoir Treb ed Esmeralda Bru sono praticamente rimasti in 5 all'avanguardia. I 400 se ne sono andati in uno svelto 29,1 per la categoria, 44,5 i primi 600 metri di gara. Al passaggio davanti alle tribune si mantiene in vantaggio Electric DL che continua a guidare nei confronti di Estasi Jet, poi Ercole Chi, mentre muove dall'ultima posizione Esmeralda Bru. 59,9 la metà gara, si va svelti, anche se oggi la temperatura primaverile aiuta sicuramente la velocità. Quando i cavalli vanno a completare il primo chilometro in 1,15,5 c'è la mossa decisa da parte di Ercole Chi che va all'attacco di Electric DL, i due alle prese, attacca con decisione Ercole Chi che sopravanza Electric DL che prova a riprendersi quando si va all'imbocco della piegata conclusiva, la retta di là addirittura in 13,9 con Ercole Chi che insiste, Electric DL che con la curva prova ad aiutarsi per rientrare, i due testa a testa nettamente avanti ad Esmeralda Bru, poi ancora Elenoir Treb ed Estasi Jet, la retta d'arrivo per i due che continuano a battagliare, Electric che prova a rientrare ad Ercole, in vantaggio Electric DL che è rientrato ad Ercole Chi che ha finito un po' lo spunto e prova a riprendersi, Electric DL in vantaggio su Ercole Chi, Electric DL vince su Ercole Chi che ha fatto l'arrivo di là, al terzo posto finisce Elenoir Treb. 29,8 ad arrivare, 1,14,3 il ragguaglio cronometrico, il successo di Electric DL Marzio Rosati per il training di Alessandro Dettoris, i colori di Fabio Zucconi. Bravo Marzio Rosati a farsi sopravanzare ma non far perdere d'animo Electric DL che poi con l'ausilio della curva e grazie al fatto che l'avversario ha finito lo speed rientra e vince nettamente, l'1 al primo posto, il 6 al secondo, l'8 al terzo, il successo di Electric DL Marzio Rosati.